Tattaripuru escolava su centrodestra, postisi de annor de governo de manca, che in selezione a sindicu de Nanni Campus, chi esti stau parlamentare de Forza Italia e per i sindicu sempre in Tattari in su dua mizza. Campus chi si è presentato in una lista civica ha vinto a Mariano Brianda, candidato de su centro-sinistra, in su ballottaggio, che in su in vantasese, 2% de sorbottoso, torrande a Palato Ducale, prosusi con domandau. In su primo turno Mariano Brianda ha piccato prurvottoso, in su ballottaggio però Campus ha piccao parte des orbottor de su centrodestra, mentre de su centrosinistra che forse spessava de arza e vintu non sta andando a bottare. Musserratto pure sta andata su centrodestra a mancari Cubao che in lista arcivicas, Tommaso Locci dunque storra tassaghia de su comune che in su 67,5% des orbottoso a su doppio de su schiappicausa candidata de su centrosinistra Valentina Picciao virma su 32,4%. A oie duncasa si può dennare che su centrodestra ha vinto belle totus amministrativas di su 2019 si chinde l'andala desa regionale, desa europeas e desa amministrativas. Un upore de tropeias burocraticas che va che perde tempus e dinari ad aziende as operas in pericolo de vie sperdios 3 miliardi di euro. In Sardegna un progetto stradale richiede te vinzas a 40 parrese che pertoccano a su matessi tanto da entese a soscalese sannanghene cussos i sinteri de sostraballoso. E su chi scrivete in una lettera inviata a Matteo Salvini a Luigi Di Maio, assessore de sostraballos pubblicos Roberto Vrongia, pedinde su commissariamento de che de sos caminos sardos plus importantes. In tre aggiornamentos progettuales, trabucadar burocraticas, mudamentos normativos, interlocuciones, su tempo che bicherete pro vravicare un tretto de camino este de bindicannoso. E no este cosa che si può baiulare in una regione che ha un tasso de mortalidade de sos prusartor desa media nazionale prone che de sos incidenter graver meda ammenta tas assessore Vrongia oie in Sardegna semus pacande su discordio de chi non comprendete su disaccatto che vidimus in sos camino nostro. Sa littera de Vrongia Salvini e Di Maio arribat a pustir de cussa inviata su ministro desas infrastrutturas Torinelli. Oramai su governo non potete prusa barrare a Samuda a popediu de essere nominato commissario con Cruiti Vrongia pro apprettare canto prima sostraballos che in suo obiettivo de garantire sa sicurezza in una regione iacarata da incidenter graves e a spele a spuru. De oie, sas aziendas che indunu vatturau de prur de batto schenta mizza euro ana sobricu de vachere si scontrino elettronicu. Proser meses, finzas su 31 de Nadale, no ana a piccare sanziones, sino ana a trasmittere esordator desorbalanzoso de cada die intro su mese inveniente a cussu desoperazione effettiva, a barrande virma si scadenzia pro pacare imposta supra su valore annantu. De prima die de jannaio de su 2020 sobricu però a tapper toccare totus as aziendas. In sa questione intervenitis a Confartigiana o impresa Sardigna, su talineande chisas aziendas anacolare da esa cassa fisica che vidimus como a un servizio completo e certificato che ata a memorizzare e a inviare sos corrispettivoso chi sa garanzia di una connessione sicura a s'agenzia desas intradas. Sono 1.157.000 sas impresas e sos traballadores autonomos chi vachene sos iscontrinos a sos scale sannanghene chi 175.000 suzzettos chi operano a pezzi chi in ricevuta pro 1.732.000 impresas e autonomos chi in iscontrinos e ricevutas e de custos paco prur de 250 ana un volume de affares de prur de 200.000 euro. Considerando cada settore, binchene sos settores de su commercio assingrossi a minuiu, desas autofficinas, sichior desas attividades professionales e scientificas e tecnicas dai su settore edile. Sa Confartigianau a tarizziviu zae medas installazione da impresas che han più e han accattare difficultades sia ta installande sos registradores telematico novos sia ta adeguande su misuradore fiscale attuale.
hanno pedito più di €1.000.000 di denaro pubblico per progettare e fare un navio annuadore ecocompatibile a impatto ambientale basso, capace di trabicare le aree marine amparate della costa Esmeralda, che non va che danno all'ambiente. Denaro pubblico nazionale europeo, che secondo l'indagine della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Firenze, che ha mandato ad innanzi le indagini, parisi che in militare del gruppo de Terranova hanno impreato pro atteras cosas. Sono due as persone indagadas, un uomo de 50 anni italiano, residente in Malta, amministratore delle aziende interessadas, e un altro de 45 anni, residente in Terranova, rappresentante legale della Società Nautica. La Procura della Repubblica di Firenze ha disposto su sequestro di una villa e di un terreno pro un valore di €2.500.000. Sono due uomini sono accusati di bancarotta fraudolenta e infidelità patrimoniale. Su progetto prosucare hanno pedido su finanziamento in ambito del programma operativo regionale e occupazione del Fondo europeo di sviluppo regionale 2017-2013 previdiata de vaccher in un cantiere in Terranova un navio che in sistema propulsivos annuadores. Sas indagini dei finanzieri hanno accertato che su finanziamento è stato impreato in altre aziende de proprietà de somine de 50 anni, mentre su navio è stato fatto con caratteristiche differenti da esas indicadas in suo progetto. Su Comitato Trenitalia Nugoresu, presidio dell'avvocato Claudio Osulinas, ha fatto un altro intervento su presa condizione della linea ferroviaria Nugoro-Macumele, ammentando che in su 2008 sono stati finanziati traballos per €81,9 milioni. De custoso samidade Losana Gastauso intro su 28 de lampadas del 2017 in pacco prude de cannoso. Batta barrao €40 milioni e mezzo de gastare per operare desinzalamento, automazione e gasichinde. Tutto traballos chiccando che Losana concluire a garantire più velocità e più sicurezza. Assuman Cugai, aiannaus assessore regionale del trasporto dettando Massimo Deiana, i sinteri di una settia consigliare vatte lampadas del 2018 va vedendo desa petizione popolare presentata dal Comitato Trenitalia Nugoresu che aiata con l'io de che mizza virmasa. Che sono color 2 anni e sa velocità è sempre sa mattessi, su tempo de percorrenza è sempre de 1 ora e de 8 minuti, mentre se sa sicurezza la garantiti sempre sorbardiar barrieras che a su 1889 anno che hanno inaugurato la linea denunziata su Comitao, che peditisi su finanziamento a barrao che de per essere de 40 milioni e mesu a oie la Nagastau e si la Nagastau proitte. Su Comitao Trenitalia Nugoresu ha ammentata puru chi sa domenica e sardier de vesta sa linea stancata e in tutto usuno 60 dies a sanno. Custo in una città de capoluogo de provincia del 1927 che a oie estes unico chi no atta sar ferroviar desistado. Monsignor Antonello Mura, piscamo della Nuseda e oia este su piscamo della diocesi di Nugoro, nominau da Papa Francesco. Sanova la data a mesudia in Santa Maria Monsignor Mosè Marcia, piscamo in Garriga, chi ha da usar di missionese, sundi chi de santo gabine de sanno passau inviando una lettera su Papa, ubelinava ta di fattuso 70 chimbannoso su tanto massimo previdio de su diritto canonico pro a barrare piscamo. Papa Francesco l'ha risposto de a barrare gale una paie mese sisettande sa nomina de su piscamo nuovo. Sa bulla papale chi sa nomina de Monsignor Mura a piscamu de Nugoro è arrivata su 29 de lampadas proprio a Monsignor Marcia che la dau a ischire questo manzano a sa presenza desor membros de su presbiterio de Sasea de Santa Maria a sosprider de sa diocesi a sas autoridades civiles e militares. Monsignor Marcia ha ta lettu sa littera de su Papa e sa littera de su piscamu novo a sa diocesi nova. Monsignor Mura este naschiu in Bortigali in su 1952 este piscamu de
l'anno seda su 31 di gennaio di 2014 e come a tappicare servizio in Nugoro da su bindichi de capitanne. Da oggi invece siamo Monsignor Marcia a essere amministratore della diocesi nugoresa, ma a tabarrare esempio ligao a sa diocesi Papa Benedetto su Ezechiela iata nominao piscamo su 21 de aprile de su 2011 e fitintrao a su posto de Monsignor Pietro Meloni fitintrao in Santa Maria su de che 9 de Lampadas de su Mattessanno. A zommai sono morto fulminauso da esa currente di un palu de saluche che in soscavus scuzzicaoso pro caionesi chi suna verguande un omine de 33 anni e su vizu de treichi de torpè come sono ricoverausi si spidale de Nugoro pro controlloso ma non sono in pericolo de vida su vatte scapitau custu manzano in torpè in un cammino che enza asfaltau a pacutrettu da su corro de sa vida galu non si schiti che in securanzia commente scapitau ma a cantu parete babbe e fizzu ana tambau senza lucherrere su cavu piccande sa currente in pessuda usa allarme a su locus un usu prioso su chente de che otto che lo sa piccausa si spidale sos pompierisi de su distaccamento desi in iscole sos operaior de sa sociedade chi gesti tisa currente pubblica in torpè che hanno posti securesa su palo e compudao chi non bessere pericola terube puru sos carabinieri di stazione de sa bidda e de sa compagnia desi in iscola avviausas indagines e pro accertare sa responsabilidades e comprendere proitte soscavur fini scuzzicauso e ana dausa currente. Massimo Mallus, che in 22 anni de quarto, ha confessato di aver morta istoccata a sa sorre Susanna, che in 25 anni schena pura zero, 20 corfoso, uno mortale a su coro. Ha confessato i sinteri dell'udienza de convalida fatta in su carcere de Uta indannanti de su gip de su tribunale de Castello Lucia Perra. A sa sorre la morta i sinteri de una briga pro quistioner de eredidade, indannanti de sa mama Marturia che vivia ta chissà vizza, su vradi invece esistava ta in una doma pacutrettu sempre in quartu. A pustir de aer mortu a sa sorre Mallus sicher fughiu, ma sos carabinieri l'han arrestaus a Padusero a tardu, galus utti shock. Su gipa ta convalidaus arrestu de Massimo Mallus, ma a ta rispondere a pustis a sa richiesta di su PM Alessandro Pili de custodia cautelare in carcere. I sinteri sos carabinieri de sa compagnia de quartus unu sichinda chircare s'arma, unu lipuzzu de cuchina, no este vazzile ca asomene a zirau pro ora armeda sena sentidu e no a tischiunarrere ove standau a pustisi de aere mortu a sa sorre. In s'ambitu de sos controllos pro averguaris in precurretu de su dinari pubblicu, sos finanzieri de sa tenenzia de Bosa Marina e de su comando provinciale de Nugoro han avato una scantar verifica sa bocanda pizzu un'azienda che appiccava a maniera illicita 20.000 euro pro incentivos a sas impresas. Sas indagini de sos militare de Bosa Marina han permittiu de scoperrere commente vachiat un imprenditore gadduresu aere contributos a fundu perdiu de unu comune de sa planargia pro favoressere sa tramuda de impresas dai biddas che imprude che imbemizza abitantes a biddas prur minores. S'imprenditore a pustir de sa tramuda de sa sede de sa azienda e a pustir de aere piccasos incentivos però non rispettava tas obricu de mantennere sa azienda minimu chimbannoso, si che vughiata chenza aere manco apertus attividades su comune interessau. Sor finanzierisi han accassaus a trampa esaminando sa documentazione e andando a computare in su territorio. Come s'imprenditore l'ana denunziato a sa procura regionale de sa Corte de sos Contor de Castello pro sos provvedimentos de legge. Sor finanzieri de su gruppo de Terranova, i sinteri di un'operazione antidroga, han arrestato a un nigeriano de 28 anni, residente in Saliguera de 3 anni, in supporto de Terranova, che si accusa di essere un curreo de sa droga. Quando l'hanno fatto sos controllo sanitario, di fatti l'hanno accattato in sa istintina a 14 ovulos, 550 grammi de eroina, un tanto che una volta a vendio podia fruttare più di 100.000 euro. Somine che ha precedente
spuru sempre pro droga, quando esti sbarcau da esa nave, a cercau de evitare sos controllor dei sor finanzieri, ma sos canes antidroga, nasinzalau sa presenza proprio de droga, e tanto sor finanzieri l'ana virmau e che l'ana aiuto a si spidale, ube l'ana vattu sos controlloso, accattandeli sos ovulos. Nuguru vicenzaba, dolumanno de cittadinos e impresas, sanecche de unu guastu a sa condotta de Ianna e Verru chi da esatiga de olaiva che t'arribare saba a osservatorio nugoresoso. Abano a dao ischire chi so sistema de controllo e rinnotte a nasinzala un problema sa condotta, sos tecnicos hanno diretto vatto sos controllos pro circare su guastu seiau in località de Loretta Tesu. In cui hanno accattato una cannidura di 3 metri de longari e un tretto de condotta in attario de su diametro de 50 centimetri, sormezzos e sos tecnicos hanno cominciato diretto us intervento pro la conzare e pro lu poter fa che erano più tancare sabba e evitare che osservatorio cittadino così che serenirbo di aur de su tutto. Abano at approntà un'autobotte in Prata Veneto, sos pompieri del comando provinciale de Nugoro hanno rifornito osservatorio del municipio per poter garantire a sos ufficios pubblicos de abbarrare apertos e abbarra però su problema desa condotta de Ianna e Verru che cada volta che si seca tacaionata problema armannos a sa zittade sa capia des osservatorio mescamente in istiu di fatti si potete garantire pezzi una paia orar di autonomia su sistema che reta aggiornao considerande como sos cussumos de cittadinos e impresas chi sono diversos dai cussos de 30 anni facete. Un altro voco in Nugoro in si statale 129 che è andata a Macumele in località di Subirrinao a postre de cussos istuttaus in Sardi Escoladas. Questa volta pure su voco ermoglio da esacunette a Brusiao un bello tretto de padente. In pessu da allarme a mesudie un arribasso spompiere di su comando provinciale di Nugoro e sos ominer de su corpo forestale regionale e de agenzia Forestas. Manco male sono resessioso a chi stuttare impresse su voco prima che essere fatto danno mannu, caserva estesi e arta e su calore este affocosu e ana peri bonificau su trettu. De sos problemas idricos pattior de sarviddas chi s'accattana in savadde di Succedrinu, Uliana, Durgali, Pasada, Torpè e Brunella, danava vedau eris in sa commissione traballos pubblicos de su Cussizzu regionale, presedia de su Cussizeri Giuseppe Talana. S'organismu consiliare a secur de sa proposta de su Cussizeri regionale de su PD Roberto De Riu, a pediu a s'assessore a sos traballos pubblicos Roberto Vrongia de costituire un'unidade de crisi chi coordinete totus os entes e sos uffici regionales e interessados pro valutare sos progettos disponibiles e si di attesse necessari sorbe su problema anticu dell'approvvigionamento idrico. In una nota su Cussizeri De Riu, su linea tacchia a Banoa a dau a ischire chi bessu dinare pro parare fronte a sas emergenzias e provare straballos strutturales. S'assessore Vrongia ha scritto De Riu ha garantito questa attività di cominciare da Manzano. Sos Cussizeri regionale nugoresor de maggioranza, su presidente della commissione Talanas Franco Mule Pierluigi Saiu e sor de minoranza Elena Vancella e Roberto De Riu sono tottu concordese. Sos commerciantes de su settore moda nugoresos sono maniande sul ribasso dei stiu che hanno a cominciare su de tribulas pro accabare su 30 de agosto. Ma commerciantes e operadores non sono de mutriabona a su mancu, secondo sa chirca vatta da esa Confcommercio Sardigna supra su gasto medio de sos sardos. Cada famiglia, a su manco de 3 persones, ha a gastare una media de 159 euros, che in una minimada de belle su de che pro 100 rispetto a su 2018. Sos sardos dunque sanno a spendere più spaco de sos italianos, che invece sanno a gastare 224 euros, 3 euros in manco rispetto a s'anno passato. Questo che narrere che in Sardegna sa crisi si va che te intendere e minimata sos cussumos firmos oramai de su 2018. In tottu, pro sos ribassos, sanno a spendere 46 milioni e mezzo de euro.
Sa crisi e sa timoria costringono le aziende a risparmiare di pruso e a gastare più spacu. Custor datos non si spantana, ma si spera este che assumanco in sorribassos s'andeta a comporare. Annau Alberto Bertolotti de Confcommercio Sardigna. Certu no azzudana sa promozione stotusannu e sa mancanza de controllos e regolas contra s'abusivismu. È scraru chi bicheret una revisione desa normativa supra sas vendidas promozionales e incentivos pro su settore. Sos istrumentos chi bisunu commo non bastana e l'usemus pedinde de medas annos ata concluiu Bertolotti. Sa seconda commissione consigliare Traballu, Cultura e Formazione Professionale ha intesi in audizione a suo rappresentante dei usozio dei suoi editori sardos Simonetta Castia e Paolo Sorba pro intendere esos considerosi soro su presa partecipazione desa regione e dei suoi editori sardos a 32 edizione del Salone Internazionale del Libro vatta in maio in Torino. Suo rappresentante dei usozio si leghet in una nota a contestausi sepiru dell'amministrazione regionale passata di affidare che in un bando pubblico che in su criterio di su ribasso minimo s'organizzazione di su tretto dedicato a sa regione in su lingotto. Castia e Sorba hanno pedito a sa commissione di averguare se si può rinnovare sa collaborazione entre regione e AES. Sa seconda commissione ha posti attinteso a Giovanni Ledde e Roberta Schiaffino, rappresentantes dei sordochi traballadores ENAS, che sono isettande di stabilizzazione, ammentandoli chi lo spaccana a posti de presentare sa vattura. Semmusu partiasa iva frassasa, ananaule de Schiaffino, sas prestazione nostrasa sono vattasa in un regime che pare a cossu de su traballu subordinau. Sa riforma des osentes e laore e agris chi va che in assistenza tecnica de chirche sperimentazione in sossettores agricolos e desallevamentu a taere effetto supra unu comparto chi pertocca tabarantamizza traballadores e 30 battomizza aziendas. Procussus avlai CGL pedit unu confrontu chi in s'assessora regionale desagricoltura Gabriella Murgia. A Musischiu desidea de intervennere in sosentes e agricolos in sinteri de su primo addobbio desamesa birde a sacale piccana parte esos assozio datoriale del settore. A nausa segretaria regionale Vlai Rita Poddesu, sottolineando, chiesto un intervento che di appoderare conseguenze de importumannu pro un comparto strategico, ove traballata su sette prochentu de totus os occupaus in Sardegna, una realtà economica che può crescere galumeda e che si può crompire che in interventos e azione scordinadas e compartias. E procussu, secondo Savlai CGL, si depete discutere desa riforma e considerare totus os effettos suos. 1-0 dedicato a sor femminicidios, che oramai in Italia sono un'emergenza sociale, che imprude che tu feminar mortas a sannu da e babbor, maridos, amoraos, amantes e familiares. Un tema cantumai attuale, gai commente nos ammentana cada die esas cronacas. Progherrare contra custu disaccattu de penetraballare tutte as istituziones e sa sociedade civile, animo e pare, e fa che manera chi opinione pubblica comprendata chi a uchidere no este a cherrer bene. Erisi su soziu si vive una volta sola, presediu da Esara Gongui a tammaniau su dibattito e si spettacolo contro il femminicidio, conoscere la realtà per combattere ogni violenza. S'appuntamento vitti in sa galleria de su centro commerciale Le Torri de Carrera Don Giovanni Bosco in Nugoro. Su programma previdiato un dibattito prova a vedere de su femminicidio e sa violenza maschile contra sar feminas, che in son rappresentante de sar forzar dess'ordine. De su sindacau allora rappresentare Biviti Marilena Pintore, responsabile regionale del centro de ascurtu e mobbing e stalking Will Sardigna, che psicologos, psicoterapeutas e avvocaos. Unu dibattito a prurboches che in interventos che hanno pertoccao piano differentes educativo, sociale e legislativo.
Esti stata una guerra mera e sinchera pro chi sperdere un inimico invisibile ma l'increniu, chi cada anno in Sardegna caionava tunupore de mortos e meda strettos non facchiata bicolare. Semur faveddande desa campagna contra sa malaria in Sardegna vatta da esos americanos, desu 1945 a su 1950, chi si impreude 32.000 omines, unupore de mezzos, aereos e elicotteros, che aian ispartinaus DDT pro chi sperde sa titula anofele e bonificare sa Sardigna, faina che aiata mudau sa geografia sua e sos comportamentos sociales, liberande sas costeras e sas pauler de un inimico mortale. I sinteride custa campagna battà più nudisti monzu de primore, un fotografo viennesu, Wolf Suschici, chi dai su 1948 a su 1950 a trabicau sa Sardigna, sichindes esercitu de sos ominer desente regionale pro sa guerra sa titulu in Sardigna, finanziato da su UNRWA, su ECA, sa Fondazione Rockefeller e su governo italiano. Per contare questa avventura è stata maniata sa mostra Wolf Suschici and the Sardinian Project, che è usata a inaugurare Crasa, sa 7-0 in sex artiglieria, in Nugoro e sono belle ducente armazzines e gigantografias e scattos originales che contano proprio cussos annos, alla promuovere l'Istituto Superiore Regionale Etnografico. Sa mostra l'hanno presentata a Custu Manzano in sintesi di una conferenza a prosimprenta, Giuseppe Pirisi, presidente del SISRE, Manuel De Logu, direttore dell'istituto, su dirigente Marcello Mele e Paolo Picqueredu, che è stato direttore scientifico del SISRE e curatore de sa mostra. Che sta acabau chi sa vinchida desa formazione 7 Football contra su bar caffetteria Supinu prosesa a Battoro su torneo de Vubalu a Chimbe, promovio in Nugoro dai Susoziu a tutta birra, parisi chi in sa sociedade puri e forti e giocau in s'impianto sportivo desa Solidae. Su torneo vitti pro calciadores de prur de 30 anni e sasi squadras fini 9. In semifinale sa 7 Football ha vinto a Sorrigores chi in sa formazione fa legnameria Paolo Meloni, che in sostempo regolamentare s'hanno pareggiau 3-3 e Sorrigore s'hanno dausa vinchida vinza sa seconda finalista su bar caffetteria Supinu che ha vinto chi a tutta birra a pustir de sostempo regolamentare sa cabauso Battoro a Battoro. Sa finale si l'hanno giocata sa 7 Football che ha vinto chi su punteggio de Sesa a Battoro e su bar caffetteria Supinu. Sa finale pro su terzo posto invece se l'ha vinta sa valegnameria Paolo Meloni contra a tutta birra. Su premio pro su menzu su portieri Liana Daua Alessandro Cossu de a tutta birra, cu su pro su menzu giocatore a Daniele Gusaide e falegnameria Paolo Meloni, mentre se su menzu cannonieri esti stau Marco Ferrando de a tutta birra. Su gruppo consiliare di su partito sardo di azione interveniti in sa situazione idrica de Nugoro, che in custardiese speleande che in sa mancanza de abba case secca un utretto de sa condotta de Ianna e Verru che riforniti osservatorio cittadinoso e sabba a tabancare finza sa sudeche de tribulasa da esardeche de zero. Su gruppo de su pistaz pediti a sa dirigenza de Abbanoa de ponnere sostubo novos in sa condotta de Ianna e Verru o desi dimittere. Pro sue 3 anni in fila pare sempre in tribulasa sa condotta principale de approvvigionamento de Nugoro, chi colat in sartu de mamuiada si secata e arribata sa mancanza de abba e sa spromissar de Abbanoa, iscrivene esos cussizerisi Claudia Camarda, Viviana Brau e Graziano Siotto. Cadannu son nugoresoso, leghen esempio s'armatessi sparagulas ad esor dirigentes de Abbanoa, chi promittin is aviu de sos traballos pro cambiare sos tuboso e mentovan a sos plur de 3 milioni de euros prontos all'orgastare, chenza però viere per unu mezzoru. Su gruppo consigliare de su partiu sardu, si chi sa notta, denunziando esa manera de vacchere de Abbanoa e su mudore de sus indicus oddu, pediti a s'azienda de avviare delettus sos traballos o sinono zar dimissione desa dirigenzia, considerata responsabile de sos cantieri mancauso e de totus as peleas pro sos abitantes de unu comune capoluogo de provincia. Su gruppo concluiti sa nota spessando de pedire intervento diretto de su presidente Solinas finas a pro valutare provvedimentos contra sa sociedade.